Ultimo appuntamento presso l'aula magna della scuola primaria Arduino Carbone di Sora con il Maggio dei Libri, un momento dedicato alla lettura che ha coinvolto le classi quarte dell'Istituto Comprensivo Primo ed iniziato nel mese di ottobre con Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole, percorso pensato per avvicinare gli alunni al tema delle migrazioni, con lettori d'eccezione i ragazzi stranieri del Centro Provinciale Istruzione degli Adulti, sede di Sora, accompagnati dalle loro docenti. La dirigente scolastica Rosella Pozzuoli ha sottolineato l'importanza della lettura nei giovani alunni con la prospettiva di promuovere l'inclusione. Sì, è stato un progetto meraviglioso, devo dire, perché è andato oltre le nostre aspettative, in quanto i bambini sono riusciti insieme con questi ragazzi grandi e anche di altre culture, di altre nazionalità, a vivere insieme delle esperienze meravigliose, oltre quello della lettura, anche quello del racconto personale, quindi della interazione. L'uno dall'altro ha preso soprattutto la modalità comunicativa dell'amore, direi io, no? Che poi è quella, l'amore della scoperta, l'amore del leggere, l'amore del conoscersi, che è stato anche il punto focale della nostra Fiera del Libro che si è conclusa la scorsa settimana. Un grazie ai docenti delle nostre quarte elementari, quarte primarie, ai ragazzi del CPA e ai docenti del CPA, perché insieme a loro possiamo dire che si può fare l'innovazione e si può anche camminare insieme verso un traguardo senza divisioni, senza potremmo dire situazioni di disagio, di mancanza di rispetto l'uno dell'altro, soprattutto invece conoscendosi, perché la cosa che si diceva all'inizio dell'anno era ciò che fa paura spesso è la mancanza di conoscenza. Quando ci si conosce insieme si può poi procedere e andare avanti verso un futuro migliore. Questo è quello che i nostri adulti, compreso questi ragazzi di altre culture, hanno insegnato ai nostri bambini, e grazie davvero. Le giornate di lettura del progetto Libriamoci hanno permesso a tutti i bambini delle classi quarte di proseguire le esperienze di accoglienza e condivisione attraverso le letture a scuola. Per il Maggio dei Libri 2018 la tematica prescelta dalle classi quarte è la lingua come strumento di identità, in quanto consente di concepire il valore della lingua e della letteratura non solo in funzione di comunicazione e di apertura all'altro, ma anche come strumento di inclusione e di dialogo tra le culture e le tradizioni dei popoli. Lettori d'eccezione il regista Ivano Capocciama per il testo di Letizia Galli, Come una farfalla. Vincenzo D'Alfonso per i brani tratti dal GGG, il grande gigante gentile di Roald Dahl, e tutti gli alunni delle classi quarte che hanno letto una lettera elaborata con la scrittura collettiva, immaginando di accogliere un nuovo amico, Abdù, una sintesi del percorso e delle esperienze di tutto l'anno scolastico.